zingaro, voglio vivere come te. I'm so happy, 'cause today found my friends are in my head. I'm so ugly, that's okay, 'cause so are you. Book of mirrors, Sunday morning is every day for all. Se ma non posso andare in bici e fare sta roba qua, porca miseria. Allora, bene, cosa facciamo? Abbiamo camper libero. Sì, tutta la mattinata io e te. Potremmo fare scherzetto, andiamo a fare giro in camper, ma dura poco. Facciamo le cose da femmine che facciamo quando andiamo a scuola, quando ti porto a scuola. Facciamo le viziate, perché qua dobbiamo farci anche la colazione, io non c'ho voglia. Io avevo detto domani mattina, cioè oggi dormo, voglio dormire, e anche oggi dormo. Domani, sì. Vuoi che andiamo a fare il giro? Andiamo a fare le chiacchiere come due amiche che non si vedono da tanto? Davanti a un cappuccino o un caffè? Sì? Ti racconto dei miei 3 gatti. Una ha compiuto 18 anni. Andiamo? Sì, 18 anni, sì. E non ti abbiamo invitata. E va bene, dai, prossima volta mi fai vestire perché tu i peli ce li hai già. Ciao! No, ma guarda, ci ha lasciato anche il buongiorno scritto, come le cose di una volta. No, è geloso fidanzato, se limoniamo fidanzato è geloso. No, mamma non vuole che limoniamo. Anche il buongiorno tesoro! Tu e la tua bici. Ma non abbiamo detto, siamo andati a fare anche il giro dove? Al mercato. Perché chi voleva andare al mercato? Tu. Mo sperimento ragazzo l'attacco della prova a pancia. Le 11. È ora dell'aperitivo? Facciamo io e te senza fidanzato? Facevo tutte queste... Eccoci alla bu! Il nonno costoppo, aspetta che mi spara a drio. Ora sta attenti. Guarda che stoppone, va a cinghiali. Un po' di cinghiali. Pausa mango. Papaya kiwi. Ragazzi, oggi siamo col tu Francesco, che ha già detto che puoi chiamarlo Francesco, perché è dalla Sicilia, no? E allora pensa che figata dire, uè Francesco, sai, invece di Francesco che è più noioso, no? Più formale, no? Stiamo sperimentando, nel senso che nessuno di due l'ha mai fatto, non aveva la minima idea di come sarà, appunto, questo anello che passa da Milies che abbiamo fatto. Prendiamo la seconda botte, andiamo a Pienezza e scendiamo per Valdobbiadene. Cosa? Tutto là che c'è il sentiero. Sì. Fufo. E il Vettina però non vale? No, ma è quella la malga, non capisco. Sì, ha 2 tavolini fuori, sì, ma malghette, dai, le chiamano malga, ma sono le malghette. Sono praticamente con l'assistenza a 0 perché oggi le gambe hanno voglia di soffrire un po'. E allora facciamole soffrire. Non mi ero mai fermato. Valsugana. Borgo Valsugana. A mangiare a Puenta? A Puenta, Valsugana? Cazzo che buono! Cazzo sei ripido ragazzi, porca miseria. Tu sei andato sul Monte Toc? Esatto. Io ho visto che ti ho detto, ma dove è sul Monte Toc? Doc? E qui Doc, qui là, non spazio. No. Bello. La traccia che ho io fa così, va giù di qua, in mezzo sta... Sì, una ciacqua Francesco, senti. Da sta magga, non so che cos'è, con i guanti non vedo un cazzo. Dica ciao a Francesco, che coi guanti non vede un cazzo. È un casino, questi telefoni, tanta tecnologia. Andare su, venire giù e rifar questo. Andiamo a scoprire anche sta Pienezza, che è un nome rinomato tra virgolette mi sembra, e credo di non averla mai vista. Se tu poi continui, ti inizi, vai a finire a cosa Puner. Io qualche area camper qualcosa. Ma figurati, è tutto a pagamento. Sono sempre andato a Cauca, che c'è il parcheggio grande, ti metti là. Sì, il campo Roma là. Però sai che sei là, sei in mezzo agli altri camper. Oh. Se le mie riprese, cioè io clicco e via la cazzo, non sto là, devo godermi il giro. No, è successo qualche volta che ho fatto riprese del genere, ma proprio perché avevo tempo a buttare.
forte, bello qua, guarda che franato, che bello. Bello, le farfalle, ancora primavera qua ragazzi. Oddio, oh. Guarda che c'è ragazzi, è il lama. Vivi slow, è vietato dare da mangiare al lama. Vero lama? Ciao lama. Non è interessato a me il lama. Sembra quello delle follie dell'imperatore, vedi? Cusco! Cuscale, risponde lui. Il lama nero. Ah, il lama di colore. Non questo, quello. Ah, si è offeso, vedi? Che guarda di là. Come lei quando si offende ti dà a guardare dall'altra parte. Ah. Hai visto il lama? Cosa fare? Se è vero che dico io, questo qua. Credo che anche qua salendo dovrebbero esserci dei bei percorsi, perché se c'è un parcheggio così grande, capisci, tutte ste malghe, significa che è predisposto, no? A accogliere tanti turisti, quindi c'è qualcosa di particolarmente bello da vedere. Però adesso ora di pranzo, la Alessia sta aspettando, fino alla prossima volta. Che questa sembra carino, la via delle Prealpi. Cazzo, c'è ripida. E qua? Guardate, mi privatizzano anche il culo. Allora, ora da qua fino al prossimo tornante dell'asfalto, verifichi se siamo, perché Vai. questa è la parte migliore. Vai. Di qua? Non è roba che vai in mussi. No, si suonava l'alo. Che cazzo guardi tu? Questi i cazzi tuoi. Bon, ciao ragazzi! Mi piace i colori, fa molto filo Slovenia. Invece, se fili dintorni del Segusino. Ah, comunque ragazzi, l'ho detto e lo ripeto, Segusino è l'unico posto dove io starei tranquillo un mese. Di solito sto circa 4 giorni dopo via di testa, mentre qua tranquillo, c'è tutti i negozietti, l'area camper, migliaia di sentieri, veramente un'infinità pazzesca. Questo facciamo? Questo? Vediamo dove va a finire prima di impiantare qualcosa che... Prima di farci malissimo. Che a guardare così non è proprio così. Freddo, freddissimo. Vai, sole! Oggi ci sei riuscito a farmi andare all'avventura. Sì, così si fa, bisogna prendere le strade a cazzo. Serve legna? Freddo, prosa. Cazzo, io ho tolto praticamente l'assistenza per scaldarmi un po', ma sti che odore da legna, che bello! Ah, sti che profumi slovenici! Hopla, Poi, anche qua, queste case abbandonate che mi stimolano la diuresi. Mi dirai cosa c'entra la diuresi? Non lo so, però me l'ha stimolata. Io ero tranquillo. La Valdobbiadene, Via! Beh, carina questa! Non è carina? Dai! Abbiamo fatto in salita, ma... Vai! Sì! E se una zacqua è peso di esce, ragazzi, sto qua. Cazzo, si ripida qua. Dando! Forte! Cazzo, si apprezzo sti freni! Porca troia ragazzi, è ultra ripida, Dio caro! Però
sti freni fanno il loro sporco lavoro veramente. Aspetta che non li sapevo adesso. Questa me la rifaccio, bella. Sì, sì, bella. Cos'era un'aquila? Mamma mia. No, falco. Sì, falco. Sì, sì, cazzo. È il falco che ho visto più da vicino in assoluto. Bello, vedi? Italia e Alessia, da qua arriva il tuo prosecco. Bello sto borghetto! Che carino, anche la chiesa! È carina? O no? O fa da cagare? Ma piace. E poi, quando raggiungi una certa età, se una roba ti fa da cagare, ossia ti fa andare di corpo, è tutto di guadagnato, cioè è una cosa positiva, no? Ah, perché vedi, qua siamo proprio a Valdobbiadene, sì, santuario Puggio e Macopo, Madonna del Caravaggio. Dopo si tiro mie Madonne se Macopo. Spero di no. E dopo No, è bellissimo perché è bellissima la giornata che abbiamo passato tra noi e tutto quanto, a fare le nostre cose, le passeggiate, ma quello che io invece volevo condividere col mondo, no? È il fatto, sì, perché la gente no, fa figa che si mette i piercing in tia ciccia, in tel naso, dappertutto, e dopo per asciugarsi, per asciugarsi la faccia, no? Le è rimasto, lei perché è femmina, le è rimasto incastrato l'asciugamano nel piercing, e mi fa, vieni qua con la forbice, aveva l'asciugamano attaccato al naso, così, cioè, cazzo andiamo. Mamma mia, che femmina pettegola, dai, andiamo a fare i guardoni. Cicola anche. Stanno facendo amore. Se non hanno già finito, sì. Ah. Cosa ciclano? I camper si cric. Si Ma non fermano. si sta muovendo. Ma aspetta, ma veramente 2 o 3 scatti, poi si fermano un pezzo, 2 o 3 scatti. Perché si se no fermano. dice finisce subito, allora prende la pausa, no? Ma sicuro, ma starà. No, ti giuro, amore, mentre ero fuori proprio vedevi? Oscillava bene e faceva cric. Ma lo vedo abbastanza fermo che avevano già finito. Sì. Sei arrivato tardi. Ah. Che avevo detto io. Please for me. I love you like Fontaine del mondo. Vai sigari!